Oggi è stato presentato il progetto con i ragazzi, un progetto che ha una valenza sociale. Sì, è un progetto sociale ed educativo, ovviamente sportivo, che consente non solo la promozione di un corretto stile di vita anche per coloro le cui famiglie per difficoltà economiche non sono in grado di portare i bambini, perché è rivolto ai bambini dai 5 ai 13 anni, a fare attività sportive, sia funzionale a promuovere, ovviamente ad avvicinare questi bambini agli sport, sia coloro che hanno delle difficoltà a continuare le attività sportive già intraprese. Siamo molto soddisfatti di questa collaborazione con il CONI nazionale, che per il Friuli Venezia Giulia ha deciso di destinare proprio per la collaborazione con il Comune tutti i posti a disposizione a Trieste. Ci sono tante società che si sono fatte avanti e mettono a disposizione circa 350 posti. Noi speriamo di coprirne la gran parte con questo progetto, per il quale c'è tempo per aderire fino al 25 novembre. L'adesione da parte dei ragazzi appunto è fino al 25 novembre. È uno strumento che si aggiunge agli altri strumenti che l'assessorato alle politiche sociali mette a disposizione per i bambini che appunto hanno delle difficoltà e che in un certo qual modo vengono aiutati a crescere anche grazie allo sport, attraverso lo sport. Un ringraziamento a tutte le società che si sono fatte avanti, che sono società sportive che, come è stato detto anche oggi nella conferenza stampa, hanno sempre fatto comunque silenziosamente questo lavoro, favorendo anche ai bambini in difficoltà la possibilità di fare sport. Onorevole Brandolin, ci illustri il progetto con i ragazzi. Ma è un progetto voluto dal Presidente Malagò, dalla Presidenza del Consiglio, dal Ministero della Salute, che batte circa 4 milioni di euro a livello nazionale, coinvolge circa 700 comuni grandi e piccoli del nostro Paese. Nella nostra regione vede coinvolto alcuni quartieri della città di Trieste. Sono messi a disposizione per la nostra regione circa 40.000 euro che verranno distribuiti alle società, come ben sapete, per ottenere che cosa? Che l'obiettivo nazionale e anche nostro regionale, mettere in condizioni tutte le famiglie, anche quelle che non hanno delle disponibilità economiche per pagare le rette alle nostre società sportive per far fare attività ai loro figli, mettere nelle condizioni appunto di far svolgere l'attività a questi bambini. A Trieste abbiamo trovato 16 società sportive a disposizione, le ringrazio, l'amministrazione comunale ci supporta nell'individuare queste famiglie e questi territori dove c'è, tra virgolette, questa difficoltà o disagio che dir si voglia, e quindi ci auguriamo che da novembre si possa implementare circa 400 ragazzi e famiglie a far fare a questi bambini attività sportiva senza l'onere e la pressione economica. Ancora una volta il CONI di Malagò, ma questa è una convinzione anche mia da sempre, cura molto l'aspetto sociale, non soltanto quello sportivo. Il progetto con i ragazzi ha proprio questo simbolo, proprio vuol darlo. Il CONI non è solo l'ente che prepara gli atleti per le Olimpiadi, ma è anche un ente con le sue articolazioni delle società sportive e l'articolazione regionale che vuol mettersi al servizio della comunità, servendo e aiutando i più deboli, in questo caso i più poveri.